Samuele Papi, benvenuto a Trieste o bentornato a Trieste, benvenuto sul Carso triestino. Il tuo rapporto con Trieste e con il Carso, visto che sicuramente conosci tanti giocatori o tante società di questi luoghi. Sì, sono venuto a giocare anche a Trieste con la nazionale, è una città che comunque mi piace molto, mi affascina, è una bellissima città, ho conosciuto giocatori di Trieste e mi hanno parlato sempre bene di questa città, quindi vengo volentieri, sono venuto molto volentieri oggi e mi sono veramente divertito. Hai avuto compagni di squadra o avversari, diversi personaggi importanti della pallavolo nazionale ed internazionale che noi conosciamo particolarmente. Ti chiederei 3 parole per ciascuno di questi. Iniziamo con Francesco Viribanti. Grande professionista, ragazzo molto simpatico e grande persona. Gregori Roncic, quello di prima era giocatore dello Sloga Tabor Televita, questo invece è l'allenatore chiaramente. Gregor sicuramente lo conosco un pochino meno perché non ho giocato mai insieme a lui, però mi sembra una persona molto seria, preparata e quando ho giocato contro di lui un giocatore molto tecnico di altissimo livello. Hai giocato con 2 giocatori che sono in qualche modo espressione della minoranza slovena in Italia, quindi Loris Magna. Loris, con lui ho giocato fino all'anno scorso, è un gran giocatore, comunque molto talentuoso, grande tecnica ed è uno che non molla mai un pallone e ci prova sempre. Un altro goriziano, Matej Černic. Con Mattei ho condiviso tantissimi anni in nazionale, mi è sempre piaciuto come giocatore perché assomigliava molto a me, quindi molto tecnico, molto bravo, anche un gran bravo ragazzo e c'era una frase bellissima che lui usava sempre perché magari ogni qualche volta nelle trasferte molto lunghe con la nazionale ci si trovava a fare delle partite che erano facili, quindi si faceva un po' fatica a giocarle bene e mi diceva sempre: dai Samu, tanto ormai siamo qua, quindi vediamo di giocarla bene. Quindi questa è stata una frase che mi è sempre piaciuta e l'ho portata sempre con me. E visto che parliamo di frasi, oggi alla presentazione del campionato dello Sloga Tabor Televita hai imparato anche qualche frasetta in sloveno, ovvero ripeti con me: amo la pallavolo o mi piace giocare a pallavolo, Rad igram odbojko. Rad igram odbojko. E bravo Samuele Papi, ciao! Ciao!